Milano fa la conta dei danni dopo l'alluvione che 2 notti fa ha devastato case, giardini e automobili, perdite per centinaia di migliaia di euro, dice il sindaco Chies, proclamato lo stato di crisi. Oggi la proclamazione ufficiale, il tricolore per il nuovo sindaco di Treviso, ma per Mario Conte brutte notizie sul fronte eventi. Marco Goldini infatti annuncia basta mostre per 2 anni. Allarme tra i produttori di olio d'oliva della Pedemontana trevigiana, un'epidemia sta colpendo decine di alberi, preoccupazione nell'area dell'Asolano. Altri 2 episodi di tensione tra genitori e insegnanti nelle scuole trevigiane, padre infuriato per la bocciatura del figlio a Zero Branco, arrivano i carabinieri, il sindacato invoca buon senso. Coltivava la marijuana nell'albergo del padre, arrestato dalla polizia a Preganziolo un insospettabile 19enne, a tradirlo la segnalazione di una comitiva di austriaci. Al via da domani raduno Veneto degli Alpini, la prima di 3 giorni che culmineranno con la sfilata di domenica, a dare il benvenuto a un tricolore di 400 metri quadrati sulle colline di Sant'Augusta. Oggi il calcio d'inizio del mondiale in Russia, il primo dopo 60 anni senza l'Italia, ma tra i trevigiani, nonostante la delusione, i tifosi non mancano. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che riparte da Conegliano, da una Conegliano devastata dal maltempo, da quella ondata, quel nubifragio che ha letteralmente allagato case, giardini e automobili, con una conta dei danni che cresce sempre di più come cifre, centinaia di migliaia di euro secondo le ultime stime dell'amministrazione. Oggi il sindaco Fabio Chies era ancora in sopralluogo nelle zone più colpite, l'amministrazione è stato proclamato lo stato di crisi e per il comune si pensa a un bacino di laminazione per il contenimento delle acque. Questa era quasi nuova, buttata via. Questi qua che non si può recuperare niente, che ha tutto trapani, abitatori, congelatori. Attrezzi da lavoro, mobili, pompe dell'acqua, caldaia. Centinaia di migliaia di euro. Si contano i danni dopo l'esondazione accaduta nella notte di mercoledì scorso del torrente Valbona. E a parlare sono le immagini. Abitazioni e giardini invasi dal fango, auto sommerse dall'acqua, ora pulite e lasciate ad asciugare. Lungo la strada non si contano i cumuli di mobili e oggetti ormai inutilizzabili. Il fiume di fango, straripato dal corso d'acqua, ha danneggiato pesantemente una 50ina di abitazioni del quartiere a ridosso della località di Parè. È stato chiesto lo stato di crisi, ringrazio per questo il Presidente Zaia che ho sentito ieri a telefono. Adesso cercheremo di avere tutta la documentazione necessaria per chiedere anche lo stato di calamità naturale, perché riteniamo che ci siano tutti gli estremi perché possano essere risarciti almeno in parte dei danni avuti. Una situazione che allarma e indigna i residenti. Un'esondazione così non è la prima volta che accade. Nel 2014 queste case avevano subito la stessa sorte. Per l'amministrazione queste cose non devono più accadere. 80 cm di acqua in casa e fuori 1,10 m. Una macchina da buttare via e 2 furgoni in officina. È la seconda alluvione che abbiamo in 4 anni, è la seconda. Per cui guarda, è un disastro, un disastro. Ieri abbiamo chiamato immediatamente il Genio Civile, sono venuti fuori nel pomeriggio, abbiamo fatto alcune verifiche, ma dovremo confrontarci col Comune di San Pietro di Feletto, col Comune di Conegliano, con il Genio Civile ed individuare quali sono tutte le opere necessarie. Dunque state pensando a un bacino di laminazione? Questa è una delle soluzioni sul tavolo, ma non è l'unica, si può anche pensare di convogliare l'acqua in altri modi, perché ripeto, è uscita a monte mentre il letto del fiume poteva contenere ancora dell'acqua, per cui sicuramente ci sono dei punti di criticità che vanno risolti. Intervenire sul torrente Valbona e Crevada con le pulizie non basta. Per molti residenti la causa dell'allagamento è dovuta al tombinamento di molti fossati nelle colline. Questa inondazione è provocata dall'abbondante pioggia, però i fossi sulle colline, anche in pianura, sono spariti tutti. Perché? Non so, si sono volatilizzati. Cosa hanno fatto sulle colline? Andate a vedere. Adesso parliamo della Casugana, del nuovo inquilino di Casugana, perché oggi c'è stata la proclamazione ufficiale e la fascia tricolore indossata per la prima volta per il nuovo sindaco Mario Conte, dunque che
ha visto questo passaggio di consegne dall'amministrazione precedente e quindi la nuova veste di sindaco per il nuovo appunto, inquilino di Casuganas. Vediamo nelle immagini l'immagine ufficiale di Mario Conte sindaco, con la proclamazione ufficiale dopo il risultato che c'è stato il 10 giugno, risultato che abbiamo raccontato e che un po' a sorpresa ha portato alla vittoria Conte nel primo turno con oltre il 54% dei voti. Ma per Mario Conte, oggi proclamato ufficialmente sindaco, c'è una brutta notizia sul fronte degli eventi, l'annuncio che è arrivato questa mattina di una lettera, la lettera firmata da una personalità importante come Marco Goldin, è una lettera nella quale Goldin dice: mi fermo per 2 anni, basta mostre. Sentiamo. Ecco, queste erano le immagini ufficiali di Conte proclamato appunto sindaco. Allora adesso vediamo il servizio con l'annuncio di Marco Goldin. Linea d'Ombra e il suo direttore Marco Goldin si fermano. Ad annunciarlo a sorpresa lo stesso Goldin in una lettera aperta in cui parla dell'impegno anche emotivo che hanno comportato le ultime 2 mostre, quella di Vicenza dedicata a Van Gogh e quella di Santa Caterina a Treviso sullo scultore Auguste Rodin, e chissà che anche il cambio di amministrazione in città non abbia contribuito a fargli decidere di prendere fiato. Così, pur avendo ricevuto l'offerta di allestire una nuova rassegna nell'autunno di questo 2018, scrive Goldin, ho preferito dire di no e interrompere almeno per il momento l'attività espositiva di Linea d'Ombra. Sentivo e sento fortemente il bisogno di raccontare anche in un altro modo quelle emozioni che in me nascono dalle immagini della pittura. A muoverlo non certo un sentimento di delusione. Linea d'Ombra ha superato gli 11 milioni di visitatori dal 96 a oggi, con la mostra su Rodin che ha registrato numeri importanti per un'esposizione di scultura, oltre 63.000 i biglietti venduti. Siamo riusciti ancora una volta a veicolare il nome della città di Treviso e della sua provincia in un circuito di carattere nazionale ma anche internazionale, perché i visitatori dall'estero sono stati veramente tantissimi. Siamo stati dietro soltanto a Frida Kahlo a Milano e a Monet a Roma, quindi nomi inarrivabili per una mostra di scultura. Non so dirvi, prosegue nella lettera il direttore di Linea d'Ombra, quando tornerò a fare mostre. Potrà essere l'anno prossimo, potrà essere tra 2 anni. Ascolterò di certo sempre con piacere chi avrà da propormi qualcosa di bello, magari qualcosa di nuovo da far diventare un racconto. Dai musei al palcoscenico, Goldin, che ai tanti che lo seguono da anni, dà appuntamento nei teatri italiani, dove da novembre porterà lo spettacolo che sta preparando intitolato La grande storia dell'impressionismo. L'arte raccontata con strumenti nuovi sull'onda delle conferenze evento tenute al Comunale di Treviso e del docufilm dedicato a Van Gogh. Goldin che si reinventa e che per ora mette nel cassetto le mostre dei record. Torniamo a parlare adesso di tensioni tra insegnanti e genitori, 2 casi nella nostra provincia, uno a Zero Branco e uno a Montebelluna, e arriva anche adesso l'intervento del sindacato. Io penso che si debba riconoscere che dietro un insegnante c'è un lavoratore che fa ed è professionale e che svolge quel compito al massimo delle sue possibilità e che quindi vada rispettato nell'esercizio di quello che è di un giudizio, una sanzione, quello che è. Richiama al buon senso il segretario generale della CGIL di Treviso Giacomo Vendrame dopo i 2 nuovi casi di aperto scontro tra genitori e mondo della scuola avvenuti nella Marca. L'episodio più eclatante a Zero Branco, dove un padre, saputo che il figlio all'uno delle medie era ragazzo problematico, sarebbe stato bocciato, ha fatto irruzione nel plesso per riversare la sua rabbia su insegnanti e dirigenti, al punto che il personale ha dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri. A Montebelluna invece una madre ha preannunciato alla dirigente scolastica del liceo veronese l'intenzione di ricorrere contro la decisione di un docente di dare alla figlia 19enne come voto finale 7 invece che 8, tanto che la preside Rosita De Bortoli ha affidato ai social il suo commento: "C'è andata bene, potevamo essere menati, che tristezza".
dove ci sono degli elementi di criticità vanno affrontati con il dialogo. Esistono strumenti a norma vigente, non so come dire, a prassi corrente di dialogo tra insegnanti e genitori. Gli insegnanti non devono rinchiudersi all'interno della scuola, devono aprirsi al dialogo con queste persone. Dall'altra parte bisogna appunto che le altre persone se hanno domande da fare le fanno, ma accettino la risposta di un professionista, di un lavoratore che sta facendo il suo lavoro. Riportare la discussione al giusto piano, dice il rappresentante del sindacato, anche se la situazione sembra ormai sfuggire di mano. Basti pensare al professore di matematica picchiato a dicembre alle scuole medie di paese o all'insegnante schiaffeggiata da una madre a Selvazzano in provincia di Padova. Purtroppo c'è una situazione di incattivimento di una società che probabilmente non riesce a riconoscere negli elementi di difficoltà anche gli strumenti per riuscire a trovare una soluzione condivisa. Ecco, la condivisione spero sia uno degli elementi su cui si lavori proprio a livello di società. Parliamo adesso di un allarme lanciato dai produttori di olio d'oliva, perché da qualche mese un morbo sta devastando le coltivazioni, dal Vittoriese al Bassanese, e particolarmente colpita la fascia dell'Asolano. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto la sorpresa di avere una parte importante del nostro oliveto con le piante che iniziano il disseccamento dei rami per poi arrivare a tutta la pianta. Nella voce rotta dell'emozione c'è tutta la tristezza di un coltivatore che vede morire le sue piante e non sa più cosa fare. Dopo le battaglie contro la cascola, che ha compromesso anche l'anno scorso gran parte della produzione, ora non c'è più quasi fiato per affrontare un nuovo morbo. Sta già compromettendo la produzione di quest'anno? Beh, purtroppo quei rami che sono secchi non hanno legato e quindi non c'è alcuna oliva. Speriamo che sia circoscritto alle piante che finora abbiamo visto, perché altrimenti sarebbe un grave danno per il nostro oliveto. Una vera e propria epidemia che si sta propagando lungo tutta la fascia pedemontana, con casi che vanno dal Vittoriese fino al Bassanese. Un problema che può colpire quante aziende e quanti ettari? In Pedemontana Trovigiana sono presenti 1 migliaio di ettari di olivo con oltre 600 aziende e tutte potenzialmente sono esposte al contagio di questa malattia. Un'infezione che attacca la corteccia, uccidendo le piante. È un verticillium, un batterio particolare che purtroppo fa morire la pianta, e lo si vede soprattutto da questo tipo di foglia. La foglia, questa si chiama forma a goccia. Quello che è pericoloso è questo, cioè le spaccature in senso longitudinale lungo il fusto, i rami, ecco li si vede molto bene, con l'accortecciamento fogliare dalla parte esterna, vede che si apre proprio in questa maniera. Questo qua dà delle grosse preoccupazioni, perché prima di tutto perché muore proprio il ramo e può morire la pianta. E adesso stiamo studiandolo molto bene con dei laboratori specializzati sia del Veneto e sia della Liguria, in modo di sapere qualcosa di più. Una malattia che non ha nome ma che sta già distruggendo vaste aree di regioni come Liguria, Umbria e Puglia. Una vera e propria emergenza che al momento gli esperti consigliano di affrontare così. Quando si taglia e si usano le forbici, disinfettarle, assolutamente disinfettare. Utilizzare la proteina borrolese sul terreno bagnando bene, in modo da disinfettare la parte radicale, perché se è un batterio o un fungo non si sa, almeno tamponiamo il discorso. Sulla ferita? Sulla ferita ossicloruro di rame con Vinavil per far attaccare meglio il rame. L'armatura infetta, assolutamente bruciarla. La cronaca adesso con la tragedia sforata ieri sera alle 22 per un 22enne di origini ghanesi urtato da un camion mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la strada provinciale 245 Castellana a Resana. Il camionista si è immediatamente fermato a soccorrere il ciclista ferito, che era finito in un fossato. È stato recuperato dai vigili del fuoco di Castelfranco, affidato alle cure del SUEM 118. Lo sfortunato protagonista se l'è cavata con una lesione a una spalla e con qualche escoriazione, fortunatamente. E adesso il giovane insospettabile di 19 anni che coltivava marijuana, e lo faceva utilizzando come base operativa l'albergo del padre a Preganziol. A tradire lo spacciatore coltivatore è stato quel forte odore difficile da non notare, soprattutto in un ambiente come un albergo. E ad accorgersi che nella struttura qualcosa non andava è stato un turista austriaco. L'inconfondibile aroma della marijuana proveniva dal sottotetto dell'hotel di provincia dove alloggiava da 2 giorni, tanto forte da decidersi di chiamare la polizia. E così gli agenti, con l'ausilio dei cani antidroga, ci hanno messo poco a scoprire, dopo un'attenta perquisizione nello stabile e in un edificio adiacente, una serra di piccole dimensioni con lampada LED, 5 vasi
casi di marijuana e diversi strumenti per la coltivazione dello stupefacente. Il gestore dell'albergo è caduto dalle nuvole, non così il figlio 19enne che, messo alle strette, ha ammesso di essere il coltivatore illegale. È inevitabile l'arresto del giovane, sulla cui attività di spaccio ora la polizia sta indagando. Colto da un ictus, un 75enne originario di Lano di Piave, nel Bellunese, che al momento del malore si trovava in compagnia del figlio nelle vicinanze di Malga Doc a Segusino, è stato salvato una volta scattato l'allarme poco prima delle 10 di questa mattina. È stato appunto immediatamente soccorso dal personale sanitario e dal tecnico di elisoccorso, imbarellato e trasportato all'ospedale Cafoncello per gli accertamenti del caso. Fondamentale dunque l'intervento immediato per salvare questo 75enne da un ictus mentre si trovava a Segusino. E adesso a Vittorio Veneto, perché manca davvero poco, manca un giorno, meno di un giorno ormai, alla grande festa del raduno Triveneto degli Alpini, con tantissime pene nere che da domani si riverseranno nella città della Vittoria, la prima giornata di 3 giornate speciali che culmineranno poi con la sfilata delle pene nere che Antena 3 seguirà domenica in diretta. Mancano poche ore all'inizio del raduno Triveneto degli Alpini. A Vittorio Veneto nel frattempo si lavora senza sosta. Tutto è pronto, fra poche ore la città si appresta ad ospitare 30.000 penne nere con un indotto di 100.000 persone al giorno. Stiamo curando gli ultimi preparativi, come vedete intorno a noi i cantieri sono ancora all'opera, siamo già pronti per cominciare. Domani cominceremo appunto 3 giorni di manifestazioni, di celebrazioni nel ricordo, nella memoria, ma anche poi di festa, di goliardia, quella tipica alpina con le fanfare, i cori, i canti. Invitiamo la cittadinanza a partecipare perché abbiamo costruito un evento a misura d'uomo, secondo appunto lo stile e lo spirito dell'alpinità. La città è sicura perché tutto è stato predisposto al meglio, piano di sicurezza che è straordinario, mettiamo in campo centinaia di uomini. In città sventolano centinaia di bandiere, una fra tutte però svetta dalla collina di Santa Augusta, 400 metri quadrati di tricolore illuminati anche di notte. Sul colle di Santa Augusta abbiamo steso un tricolore di 400 metri quadrati, è stato calato dall'alto grazie al concorso della squadra del gruppo Rocciatori dell'ANA. Uno dei momenti più attesi sarà l'arrivo al raduno dell'Alpino Iroso, il mulo centenario delle Salmerie di Vittorio. Il Roso sta sufficientemente bene nonostante appunto la sua vetustà, gli acciacchi della vecchiaia, però è curato a dovere e noi contiamo di averlo qua sabato mattina, nella mattinata. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso. Anche chi non è appassionato di calcio sa che oggi pomeriggio sono iniziati i mondiali in Russia, i mondiali per la prima volta dopo 60 anni in Italia. C'è delusione, ma comunque a quanto pare molti seguiranno questo mondiale. Noi siamo andati in giro un po' a Treviso a chiedere cosa ne pensano i trevigiani di questo mondiale senza Italia, se lo seguiranno o se non lo seguiranno. Ecco le risposte dei trevigiani, volti noti e meno noti della città. È l'ultimo gol vincente dell'Italia mondiale. Ieri campioni, oggi nemmeno qualificati. Una situazione così non si verificava da 60 anni e brucia tutti i veneti e trevigiani compresi. Un italiano che non ha l'Italia dopo 60 anni? È tosta, sono rimasto anch'io un po' male, diciamo. E se in tutto il mondo ci si preparava per la partita inaugurale, da noi oggi la cosa cerca di passare nell'ordinaria indifferenza di chi non sa. Mondiali senza l'Italia, per chi tiferà? Per nessuno, non lo so, non so perché. O di chi non vuol sapere. Sono contro il calcio, quindi non li hai mai guardati? No, solo pallavolo, solo pallacanestro e rugby soprattutto. Ma in realtà la senza brucia e alla fine le partite le guarderemo lo stesso tifando per le nazionali altrui. E qui anche il trevigiano cambia perché il tifo è tifo e allora si può essere dello stesso partito ma sul pallone di idee completamente diverse. Sicuramente per il Brasile il gioco è più brioso, ma soprattutto perché ci sono tanti migranti italiani in quel paese
paese d'oltreoceano. Gli immigranti nostri sono dappertutto, sono in Francia, sono in Belgio, sono in Argentina, sono in America, sono negli Stati Uniti, nel Canada, sono dappertutto. Oppure tifare da buon avvocato difensore per quelli che vengono considerati gli ultimi tra i favoriti. L'Uruguay. Perché l'Uruguay? Perché è una squadra sudamericana ed è una squadra che non ha vinto troppi campionati del mondo, quindi va bene così. Più sagge, ma permetteteci anche un po' perfide, le donne che girano il coltello sulla piaga della disfatta maschile puntando alla rivoluzione rosa anche nel pallone. La nazionale femminile italiana che è entrata ai mondiali. Poi ci sono quelli che tengono per i più forti nel pallone come in Europa. Comunque preferisco i tedeschi, così perlomeno si sfoga senza l'Italia. Chi invece per i più simpatici, soprattutto dopo Valencia. Io la Spagna. Perché la Spagna? Perché è una nazione che gioca meglio di tutti, per me. Anche con i profughi abbiamo visto. Sì. Chi la butta in politica? Russia, perché mi pare che Putin abbia finanziato una campagna elettorale in Italia e dobbiamo essergli grati. Ma tutti, proprio tutti, pare abbiano un conto aperto con la Francia. C'è chi dice Brasile perché sono tanti immigrati, c'è chi dice la Germania perché così si sfoga. Nessuno vuole tifare la Francia. Perché i francesi Dal calcio all'ippica, perché inizieranno sabato pomeriggio gli appuntamenti della stagione estiva all'ippodromo di Treviso, una struttura che continua la sua attività grazie all'impegno della nuova direzione. E ha detto fermi tutti, c'eravamo, ci siamo e ci saremo. Il protagonista in questione è il nuovo presidente di Nord-Est Ippodromi, che sta mantenendo vivo il Sant'Artemio. Una sfida difficile quanto importante che oggi alla presentazione della stagione estiva ha riscosso con il presidente Cesare Melli il sostegno della federazione più blasonata del trotto nazionale. Perché Treviso per noi è la culla dei gentleman, pensate a tutte le generazioni che si sono succedute fino a quella attuale del nuovo presidente. Stefano Bovio, che ha predisposto un cartellone in simbiosi tra l'ippodromo di Trieste, più accattivante d'estate, e quello di Treviso, più consono all'inverno. Statistiche alla mano, vedendo che d'estate avevamo dei risultati inferiori a quelli dell'inverno, abbiamo dovuto puntare sul periodo più favorevole. L'ippodromo di Trieste ha il parametro, è nella categoria commerciale, per un ruolo di routine, per richiamare la gente dalle spiagge, per una città che d'estate continua a vivere perché non si svuota. Abbiamo pensato che potesse essere la scelta vincente. Cuore degli appuntamenti trevigiani il 23 giugno con il Gran Premio in notturna tra gentlemen, preceduto da una serata benefica a Venezia. Un premio prestigioso e molto ricco e per questo estremamente ambito. Come montepremi, lei consideri che una corsa normale di gentleman ha un montepremi complessivo intorno ai 4-5 mila euro. Questo è una corsa che ha 33.000 euro di montepremi. La vera programmazione del Sant'Artemio inizierà in autunno, con un cartellone molto ricco e vario, ma soprattutto con un grande obiettivo. Noi abbiamo una missione da portare avanti, che è quella di promuovere questo impianto e soprattutto questa pista, che è la più, attenzione, lo dico senza tema di smentita, è la più performante e la più veritiera pista d'Italia. E dall'ippica al ciclismo, perché in Veneto da domani c'è il Giro d'Italia di ciclismo Under 23, gran finale sabato a Cadel Poggio con una inedita cronometro. Eccolo il CT della nazionale di ciclismo elite Davide Cassani in sopralluogo sulle strade del Giro d'Italia Giovani Under 23, la più importante corsa a tappe nazionale per i talenti emergenti del ciclismo. Una 3 giorni veneta che si concluderà tra i filari del Prosecco sul muro di Cadel Poggio con una spettacolare cronometro da poco più di 22 km dalla formula del tutto inedita. Il Giro d'Italia Giovani Under 23 approda in Veneto, ben 3 giornate, 3 tappe, domani a Schio per arrivare a Pian delle Fugazze, un arrivo molto difficile, gli ultimi 10 km al 10-12%, e poi la tappa di Asiago con il Monte Grappa e la salita di Fossa, e per concludere sabato con una semitappa da Conegliano a Valdobbiadene e questa cronometro real time, una novità nel ciclismo dilettantistico, una prova che non si è mai fatta. Praticamente i primi 15 della classifica generale in una cronometro partiranno
come sarà la classifica in quella mattinata, e cioè la maglia rosa partirà davanti e con il distacco reale nei confronti al secondo, terzo, quarto e fino al 15°. In pratica chi arriverà primo sul traguardo di Ca' del Poggio vincerà il Giro d'Italia. E a Ca' del Poggio ci saranno stand enogastronomici, musica dal vivo, ospiti del mondo sportivo da Francesco Mosera ad Alberto Contador, da Alessandro Ballana a Ivan Basso. Accesso libero anche a chi vorrà assistere alla gara sul maxi schermo appositamente allestito nel grande giardino. Le colline del Prosecco metteranno dunque in mostra bellezze e sapori, e grazie all'esercito uno spazio espositivo sarà dedicato anche al centenario della Grande Guerra. Partenza dalle 14:30 dall'antica Pieve di San Pietro di Feletto e arrivo in cima al Muro, e c'è da aspettarsi che qui, come nelle altre province toccate dal Giro, lungo le strade ci saranno migliaia di appassionati. Il Veneto è una delle regioni faro del ciclismo, del nostro movimento, ed è molto bello che il Giro finisca in Veneto perché avremo il supporto, avremo la vicinanza, avremo la passione di tutti quelli che amano questo sport, e quindi 3 giorni in Veneto per concludersi a Ca' del Poggio in Veneto, in provincia di Treviso, per questa nuova edizione del Giro d'Italia dilettanti Under 23. Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord. Sono loro gli ospiti di questa sera di 20 e 10, fra pochissimo, sempre su Antena 3, per approfondire le tematiche della giornata, la politica e anche la questione migranti, che resta sempre in piedi. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di venerdì 15 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Possibili soltanto addensamenti pomeridiani sulle aree costiere, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 13 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 27 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso quasi ovunque, salvo per addensamenti sui settori costieri, ma del tutto innocui. Non sono previste infatti precipitazioni. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 27 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Anche qui condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, il cielo infatti sarà sereno praticamente su tutti i settori, salvo per locali addensamenti sulle Alpi di confine, ma tendenzialmente senza nessuna conseguenza. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese invece tra 26 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci! Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.